Il trevigiano Alberto Villanova, il bassanese Nicola Finco, il veronese Daniele Polato, il veneziano Francesco Calzavara sono alcuni dei nuovi nomi entrati nel Toto Giunta regionale, perché a 2 giorni dal clamoroso risultato con cui Luca Zaia si è confermato alla guida del Veneto, la curiosità ora si concentra sulla nuova squadra del presidente, nella quale dovrebbero essere riconfermate figure che hanno ottenuto tra l'altro un largo consenso elettorale. Gli assessori uscenti Manuela Lanzarini, in lizza per la vicepresidenza, Giampaolo Bottacin, Roberto Marcato. Me l'aspetto, mi farebbe piacere, insomma, ecco, questo sì, ovviamente sì. Sono valutazioni che farà il Presidente tenendo conto delle capacità personali, delle capacità di interlocuzione con il territorio, della territorialità, perché poi insomma, anche gli assessori devono rappresentare un territorio, quindi insomma ci sono mille sfaccettature che vanno contemplate. Probabile la conferma in giunta anche di Elisa De Berti, in corsa pure Federico Caner. Alla cultura potrebbe venire nominato Villanova, ma un posto potrebbe ambirlo anche Finco. Lega a parte, ci sono poi gli equilibri con gli alleati da salvaguardare, in particolare Fratelli d'Italia. E se l'uscente Elena Donazzan appare la scelta più ovvia, potrebbero avanzare pretese i veronesi, con Polato anche lui oltre le 10.000 preferenze. Non rimane che aspettare, dice Marcato. Ci sarà prima ci sarà prima il primo consiglio regionale con la proclamazione degli eletti. Io credo che insomma, arriveremo a farlo nell'arco di 10-15 giorni. Fatto quello, poi il Presidente si riserverà un periodo, io credo breve, e poi nominerà la nuova giunta. Quanto alle sue dichiarazioni sui candidati della lista Zaia, definiti dei finti leghisti, Marcato non torna indietro, anzi. Se qualcuno invece immagina che far parte della Lega sia stare su un vettore, su un treno che ti porta ad avere scranni o careghe, ha sbagliato partito. Di sta gente qua io non so che farmene. Lo dico e lo dirò sempre. I partiti si sostengono se hanno una struttura, delle regole e un'etica. Non si può prescindere da questo.